Allarme Maranza a Bassano, da Rondo Brenta al brollo di Angarano, ma i quartieri vogliono sicurezza. Dal Bassanese alla Pedemontana Trevigiana, la grandine ha devastato le colture e perso fino al 90% del raccolto. Piazza Duomo, un'eterna incompiuta, ma i commercianti non ci stanno e dicono siamo ostaggi. Liste d'attesa infinite, magagne della sanità veneta nel mirino di Forza Italia. Paura sulle colline, una ristoratrice esce dal suo locale e si trova di fronte a 5 lupi. Proiettili di gomma contro i lupi che si avvicinano troppo all'uomo, via libera dal Ministero. Compleanno speciale per la centrale di Oliero, tra pochi mesi al via. Lavori importanti. Ultima campanella per gli scolari bassanesi, alla Maina Bandiera arrivano gli alpini. La filiera lattiero-casearia come collante sociale ed economico del territorio, la latteria arriva a Venezia. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa nostra edizione con il tema della sicurezza, del degrado in alcuni quartieri, in alcune zone di Bassano del Grappa, da Rondo Brenta al brolo di Angarano. Si stanno verificando alcune situazioni che spaventano i residenti e non solo loro. Certo, non è un Bronx, dice qualcuno, ma è una situazione che va tenuta sotto controllo. Il brolo di Angarano non è un Bronx, ma è diventato uno dei due poli di attività di una banda, o forse qualcosa di più, che da Rondo Brenta e le propaggini di Marchesane si spinge verso il centro storico, fra atti vandalici, furti, minacce ai ragazzini e inseguimenti. E se l'area non è certo da classificare come zona rossa, è chiaro però che alcune situazioni vanno tenute sotto controllo. I campanelli d'allarme sono tutti accesi da qualche tempo ormai e riguardano atti vandalici più o meno gravi, furtarelli nelle case, baruffe e ora anche inseguimenti fra case, palazzi e negozi. A Rondo Brenta la gente è stanca di doversi guardare le spalle quando passa vicino ad alcune aree verdi e adesso il clima di insicurezza inizia a farsi pesante pure nel brolo di Angarano, che, dicevamo, non sarà il Bronx, ma comincia a essere evitato da qualcuno nelle ore serali, quando il rettangolo verde si popola a volte di sbandati e di quelli che in altre zone d'Italia vengono chiamati maranza, ovvero giovani e giovanissimi che spesso si presentano con fare provocatorio e modi da strada. Il Comune ammette di essere a conoscenza del problema e di voler andare a fondo nella faccenda per risolverla prima che diventi troppo complicata. Ma già il fatto avvenuto qualche giorno fa, con un inseguimento fra ragazzini che ha sollevato un vespaio di polemiche, fa capire che il tempo limite è stato ormai raggiunto. Se a questo si aggiunge la movida fracassona, con le sue serate sopra le righe e le risse notturne fra le vie del salotto buono cittadino, la faccenda assume i toni di quei problemi che la città non ama dover affrontare. Ed è probabile che un paio di telecamere e qualche divisa in transito non siano sufficienti. Nel frattempo Angarano resta quella magnifica porta d'ingresso al centro storico e al Ponte Vecchio che tutti conoscono ormai come la quarta piazza di Bassano. Arrivano tante segnalazioni di situazioni al limite come quelle che vi abbiamo raccontato in questi giorni, ma anche voi potete segnalare atti vandalici, presenze moleste con un messaggio via WhatsApp al 340 321 8379 o una mail a bassano@medianordest.it. Cambiamo decisamente argomento. La grandinata che nelle scorse ore, che ieri si è abbattuta sulla Pedemontana, ha fatto tantissimi danni all'agricoltura. Vediamo. E purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesimo evento catastrofale. In questo momento siamo proprio di fronte a una devastazione. Qui avevamo un mais alto 2 metri, il vento e la grandine, appunto con le dimensioni notevoli, hanno spezzato le piante e hanno reso un raccolto, diciamo, quasi irrecuperabile. Gli effetti della violenta grandinata che si è abbattuta tra Pedemontana e Castellana sono tutti racchiusi in queste immagini. Interi campi di mais rasi al suolo, piegati dalla furia del vento e da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis. Pochi minuti sono bastati a dimezzare i raccolti. Solo nei prossimi giorni si potrà fare una stima effettiva dei danni, capire se alcune piante potranno tornare a rifiorire o se sarà necessario riseminare. Dal Bassanese ad Altivole, Arcade e la zona sud di Montebelluna, circa 250 ettari coltivati pesantemente danneggiati. Mais, ma non solo.
Tra una settimana cominciava la trebbiatura dell'orzo e del frumento, lì abbiamo in questa zona appunto una perdita del 90% del raccolto perché il grano era maturo. In questo campo di mais invece siamo a metà della levata, il raccolto è per agosto-settembre, però già qui possiamo quantificare una perdita di oltre il 50%. Le perdite nella produzione dei seminativi ha ricadute anche sulla filiera zootecnica per l'alimentazione degli animali da carne e da latte. Mi sentivo anche prima con diverse stalle dove dicevano adesso che abbiamo appunto questi danni dobbiamo pensare per portare a casa qualcosa da mangiare per gli animali per il prossimo anno e dobbiamo pensare di riseminare e rifare ulteriormente le spese. Si è in tempo per farlo? Adesso in questo mese sì, sicuramente possiamo pensare che avremo una perdita sicuramente con una semina tardiva di un 10-15%. Non possiamo andare a sopperire la perdita che noi abbiamo con gli alimenti che vengono dall'estero. Il timore è che con l'estate alle porte questo possa essere solo il primo di altri eventi meteorologici estremi. E questi eventi climatici così devastanti non sono più limitati a zone ristrette, sono di ampia superficie. Quindi il problema di andare a reperire i prodotti diventa proprio che quando avvengono dobbiamo poi rifornirci all'estero, perché noi dobbiamo mettere in conto che adesso siamo solo i primi di giugno, abbiamo altri 2 mesi in cui si possono susseguire altri eventi del genere e potremo trovarci che effettivamente la provincia di Treviso potrebbe essere bersagliata nuovamente. Ci vengono segnalati danni alle colture anche fra Rosà e Mussolente, ma di certo non come quelli che abbiamo visto in questo servizio. E invece non è proprio colpa della grandine, la grande incompiuta di Rossano Veneto, verso la quale si scagliano anche i commercianti. Di fatto è stata ostaggio di questo cantiere. La cosa che ci preoccupa non vediamo un futuro. È il lamento chiaro e netto dei commercianti di Rossano Veneto, interpretato dal presidente del mandamento di Bassano di Confcommercio Paolo Lunardi. Il cantiere è lì dal 2019 e i negozianti, una sessantina gli aderenti ad Ascom, senza contare gli altri, attendono, nonostante un dialogo costante con le diverse amministrazioni comunali, una risposta. Ma in generale ci sono dei problemi perché mancano i parcheggi, ci sono problemi di funzionalità e di conseguenza ci sono attività che in questo momento stanno molto soffrendo, ci sono attività chiuse, attività che hanno avuto un calo sensibile del fatturato. Posso dimostrarlo che io ho perso come attività il 40% del fatturato. In tutti questi anni voi vi sentite più stanchi, arrabbiati, rassegnati? Io personalmente ormai sono rassegnato perché la stanchezza ormai non c'è più, è sparita, ma sono rassegnato perché ho visto da parte degli amministratori un disinteresse totale per noi commercianti della piazza. Fin dal 2015 i commercianti hanno mantenuto un'interlocuzione costante col comune di Rossano Veneto, con lettere che hanno mantenuto la linea costante dell'attenzione agli esercenti. Rossano né più né meno non è nient'altro che una cittadina che ha sofferto negli ultimi 15-20 anni dei cambiamenti economici. Se poi ci si mette anche la burocrazia, sono veramente delle grosse difficoltà. La sanità è uno dei temi che riguardano tutti i veneti, fra liste d'attesa infinite e altre magagne. Forza Italia attacca la regione. Il tema della sanità è un tema particolarmente sentito nel nostro territorio, proprio perché un tempo costituiva un'eccellenza, oggi purtroppo un'emergenza. Su quale fronte? Sul fronte liste d'attesa, lunghissime liste d'attesa. Ripensare il modello un tempo virtuoso è ormai una scelta non rimandabile, secondo gli esponenti di Forza Italia che hanno promosso il convegno Dal problema alla soluzione. Lo dobbiamo a tante famiglie, a tanti veneti che oggi percepiscono il tema della salute quasi come un diritto non più raggiungibile, quantomeno dal punto di vista della percezione, e quindi oggi diamo soluzioni concrete. Il riferimento sono altri modelli europei, coi quali però Italia e Veneto faticano ad essere in vera competizione, per un motivo molto concreto. Per quanto riguarda le risorse c'è un abisso, perché la media dei paesi occidentali rispetto alla spesa sulla sanità è superiore al 9% del PIL. Noi in Italia oggi viaggiamo a meno del 7% e quindi un'unificazione del sistema sanitario a livello europeo vorrebbe dover dire anche unificare le risorse
e unificare le retribuzioni, perché comunque oggi i medici italiani e il personale sanitario italiano, anche veneto, sono i più sottopagati d'Europa. Ecco allora che partono le cosiddette fughe dei cervelli che magari si sono formati nelle migliori università italiane e scelgono, anziché la sanità pubblica, quella privata o quella estera. Anche qui la questione principale è quella degli stanziamenti. Siccome le regioni si distribuiscono tutte il Fondo Sanitario Nazionale con dei parametri identici in base al numero degli abitanti, all'età degli abitanti, alle patologie, è una serie di parametri appunto che definiscono la ripartizione. Poi c'è chi gestisce meglio di noi, perché oggi la Lombardia, rispetto a liste d'attesa, stanziamenti e anche personale, è messa decisamente meglio del Veneto, quindi vuol dire che a parità di sistema c'è qualcuno che gestisce meglio. Il Servizio Sanitario Nazionale, inventato da Tina Anselmi quando fu Ministro della Sanità, non ha più la capacità di rispettare i dettami della Costituzione, ovvero universalità e gratuità delle cure. Ogni regione ci mette del suo, la Lombardia ci mette del suo, il Veneto non mette abbastanza. L'unico aumento di tasse che c'è stato, che noi ne abbiamo votato, è stato per pagare il buco della pedemontana. Forse sarebbe meglio mettere i soldi sulla sanità. Cambiamo decisamente argomento, parliamo ancora una volta dei lupi, di una brutta sorpresa che si è trovata di fronte a una ristoratrice di Marostica. Ancora lupi a Marostica, ancora paura ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni, dove ormai i selvatici sono presenti con almeno 2 branchi. Uno di questi è molto attivo sulle colline marosticensi, dove spesso vengono predate pecore e caprette, ma ogni tanto sparisce anche qualche cane, qualche gatto che diventa il pranzo dei predatori. Qualche ora fa la titolare di un locale di Valle San Floriano è uscita in strada per tornare a casa alla fine del turno e si è trovata di fronte addirittura 5 lupi che camminavano in fila vicino all'edificio. La donna è rimasta paralizzata dal terrore e non è riuscita a scattare una foto agli animali, che se ne sono andati senza dimostrare alcuna paura. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Matteo Mozzo, che da mesi invoca un cambiamento nella normativa per poter gestire in modo efficace una situazione che sta spaventando molti residenti e il tessuto turistico e commerciale di tutta la zona. E la risposta arriva perché il Ministero ha dato il via libera per l'uso in Veneto dei proiettili di gomma per spaventare i lupi. L'Europa declassa il lupo e il Ministero dell'Ambiente dà il via libera all'uso dei proiettili di gomma contro i lupi che vengono definiti confidenti, ovvero che manifestano comportamenti di abitudine all'uomo e al suo ambiente. L'intervento, confermato dall'istituto che si occupa della fauna selvatica, è consentito in Veneto sino a fine anno e suona come una risposta alle tante richieste di aiuto che sono arrivate da un territorio che deve fare i conti quasi quotidianamente con le predazioni dei lupi. Solo qualche settimana fa il presidente della provincia era andato a Roma per spiegare al Ministero la situazione. Questo è il primo segnale concreto e ritengo anche utile, perché sparando quei pallini di gomma si possono allontanare appunto questi grandi predatori, ma soprattutto allargando la platea di chi può sparare sempre in un ambito di persone formate si può realizzare qualcosa di concreto per allontanarli. E altra cosa importante, credo che sia il segnale di vicinanza agli allevatori, soprattutto agli allevatori giovani che investono sul nostro territorio. Questo è solo il primo passo, ribadisce Nardin. La strada è ancora lunga, ricorda il Presidente, ma va percorsa assieme a chi è coinvolto in questo problema. Un lavoro di squadra. Io ringrazio tantissimi sindaci che con noi sono venuti a Roma, ringrazio la Regione Veneto che ci ha sostenuto in questo facendo la richiesta ad ISPRA, quindi ritengo che questa squadra debba rimanere compatta per portare nuovi importanti risultati. Purtroppo i risultati non sono veloci come sarebbe necessario, però l'importante è che ci siano, l'importante è perseverare, quindi continuare a lavorare insieme per trovare un nuovo equilibrio fra attività imprenditoriali, fra attività dell'uomo e animali grandi predatori. Il primo squillo dopo la diffusione della notizia della possibilità di usare i proiettili di gomma arriva proprio dall'altopiano dei 7 comuni, flagellato dalle predazioni ormai da anni. Abbiamo sempre applicato la teoria dei piccoli passi, un passo alla volta. Speriamo di poter arrivare a risolvere il problema, soprattutto per quanto riguarda il nostro alpeggio, le nostre malghe, che sono effettivamente danneggiate dalla presenza di troppi carnivori
in montagna. E spero davvero che questi piccoli passi, uno alla volta, possano portare alla soluzione definitiva del problema, che è quella di avere un numero di lupi che possa vivere nel nostro territorio, perché nessuno è contro alla presenza del lupo in bosco e in montagna, ma che sia equilibrato secondo le esigenze antropiche e anche secondo le esigenze delle nostre malghe e del nostro allevamento in montagna. La centrale di Oliero festeggia un compleanno molto speciale. La centrale idrica di Oliero, considerata uno dei più preziosi gioielli dell'ingegneria idraulica nazionale, compie 50 anni e guarda però al futuro. ETRA, che gestisce l'impianto, ha annunciato che per la fine del 2026 dovrebbero partire i lavori per la nuova centrale, che sorgerà accanto all'attuale edificio che ospita l'impianto. Per celebrare i 50 anni sono arrivati in visita i 7 sindaci soci di Asiago, Cassola, Lusiana Conco, Mussolente, Rosà, Valbrenta. La centrale, costruita tra il 1971 e il 1975, si trova nel comune di Valbrenta e rappresenta un'infrastruttura strategica per l'approvvigionamento idrico dell'altopiano di Asiago. Serve tutti i comuni, infatti, nel caso in cui le sorgenti in quota non riescano a far fronte alla richiesta d'acqua. La struttura è stata progettata per sollevare l'acqua dalla sorgente delle grotte di Oliero fino all'altopiano, con un dislivello di oltre 1100 metri, il salto più alto in questo genere di impianto in tutta Europa. Le pompe installate, con una potenza di quasi 2 megawatt, rendono l'impianto uno dei più potenti d'Europa. A Bassano sono stati inaugurati nuovi ingressi al Parco Ragazzi del 99. Parco Ragazzi del 99 è ancora più accogliente per cittadini, visitatori e turisti. Dopo 6 mesi di lavori realizzati nei tempi previsti e una spesa di 240.000 euro, sono stati inaugurati i nuovi ingressi all'area verde. Le strutture sono realizzate in ferro e legno su una base di calcestruzzo drenante, progettate e realizzate nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Rispetto alle entrate precedenti sono stati realizzati sistemi di chiusura scorrevole, un parcheggio per le biciclette, accessi facilitati e una nuova illuminazione. Il tutto si inserisce nel contesto naturale dell'area, una delle più amate dai bassanesi e apprezzata anche come sede di grandi eventi culturali e musicali di rilievo nazionale e internazionale. Importante, come sempre, il gesto del dono del sangue. Il dono, un gesto semplice ma fondamentale per salvare la vita di molti, e donare il sangue è proprio questo. E così a Villa Negri di Romano De Zelino il prossimo sarà un fine settimana all'insegna della donazione di sangue, salute e divertimento, in collaborazione con il reparto donatori di sangue Montegrappa, altre associazioni e il comune. Aspettiamo veramente tutti a Romano per questo importante evento, soprattutto perché ha una grande finalità, quello di diventare volontari del dono. È aperto a tutti, chiunque può partecipare a queste 2 giornate in Villa Negri, e non solo i donatori di sangue, anzi cerchiamo di coinvolgere chi non è donatore in questo mondo di donazione. Ci sono una decina di associazioni sportive che faranno delle esibizioni delle loro discipline, e si potrà ovviamente provare il tutto. I donatori sono persone che devono mantenersi in salute e l'attività fisica, lo stare bene, sono alla base del nobile gesto della donazione di sangue. Da qui il coinvolgimento di associazioni sportive a Villa Negri, dallo yoga alla ginnastica, dall'arrampicata al rugby al padel, e poi ancora il Festival dei Colori, musica e lanci di polveri colorate, stand gastronomici e una marcia di 6 o 13 chilometri lungo le vie e i sentieri di Romano De Zelino, tutto per promuovere la donazione di sangue, un gesto che ci rende tutti migliori. Oggi l'ultima campanella e alla Maina Bandiera arrivano gli alpini. La tradizione è ormai consolidata, il legame tra alpini e scuola è qualcosa di profondo a Sant'Eusebio, frazione di Bassano del Grappa. Nel plesso Gabelli le penne nere issano la bandiera tricolore sul pennone il 17 marzo, anniversario dell'Unità d'Italia, e tornano per la Maina Bandiera l'ultimo giorno di lezioni. Apparteniamo ad uno Stato, ad una nazione, che questa è una scuola comunque statale, ma anche per poi fare un momento proprio di riconoscimento collettivo di una comunità
che si appartiene e che con questo rito in qualche modo rinnova questa appartenenza. I 99 studenti di questa primaria cantano a squarciagola l'inno di Mameli e tutti si emozionano. A significare questo momento con i ragazzi, con il canto dell'inno, volutamente non portiamo la musica, la cantiamo insieme ed è sempre un bel momento, anche emozionante se posso dire. Una giornata speciale per i ragazzi della quinta elementare che cambieranno scuola e anche per 2 insegnanti. Abbiamo 2 colleghe, Silvia e Luisa, che vanno in vacanza prolungata e quindi con questa giornata abbiamo approfittato anche per salutare anche loro, insieme tra l'altro alla classe quinta di cui loro sono state insegnanti, che anche loro adesso inizieranno il loro nuovo percorso alla scuola media. E se gli alpini trasmettono ai ragazzi i loro valori, è altrettanto vero che ricevono in cambio affetto, sincerità e rispetto. Loro sono così puri e semplici e generosi che qualsiasi cosa tu dai a loro la recuperi 10 volte tanto, quindi per noi che rappresentiamo insomma ancora diciamo il buono della società quantomeno, dare a loro questa cosa e poi riceverla in maniera così gratuita e spontanea da parte loro diventa un momento che ti dà lo spirito, la forza. In un momento in cui le filiere produttive internazionali vanno in crisi, quelle locali, molto locali, invece fioriscono. Non tutti lo sanno, ma nell'Alta Padovana, nello specifico a Gazzo Padovano, autentico polmone verde della zona che sui prati stabili e le risorgive, c'è una cooperativa sociale che produce anche il grana padano. Oltre 35.000 forme di grana padano prodotte nell'anno 2024, oltre 700 quintali di latte lavorato giornaliero dalla cooperativa e anche una forma di cooperativa sociale che resiste, dà ottimi risultati per i soci, 0,86 euro per litro di dividendo e quindi crea anche economia, crea forza anche per i 28 soci che partecipano alla cooperativa. Ricordo, fondata nel 1928, quindi siamo quasi a 100 anni della cooperativa. Se ne è parlato in Consiglio regionale Veneto con l'amministrazione locale del comune della Destra Brenta. In un mondo che corre veloce, noi siamo legati alle radici. Il nostro paese è un paese a prevalenza agricola, i prati stabili la fanno da padrona. Io sono veramente orgogliosa e l'amministrazione comunale ne è altrettanto orgogliosa proprio di questo paese. Lo difenderemo sempre, difenderemo l'ambiente e il territorio perché noi siamo quello che mangiamo e se noi produciamo un cibo buono, un cibo sano, noi saremo persone più forti e persone più consapevoli. Alle 21:15 il nostro direttore Luigi Bacciali avrà come ospite una puntata decisamente interessante di Focus Marco Brigo, Roberto Caon, Pietro Dalla Libera, Lorenzo Damiano, Alberto Gava, Morena Martini, Paola Roma e Francesco Vianello. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.